Oh, guarda che piante un po' tipo texane che ho in giardino. Ma che roba? Beh, che schifo. Così come il mio portamicrofono a bavero? Eh sì? Beh, intanto ridendo e scherzando questa me la brevetto. E che schifo, praticamente ero qua in ufficio, no? Ufficio barra casa. Stavo facendo le pappe al cipino, allora le ho fatto il riso da mettergli assieme alla carne. Non avevo voglia di farmi mangiare per me e allora ho detto. Il riso è comunque il riso basmati, là come si dice. Ci ho aggiunto della curcuma e non l'avevo cucinato col sale, quindi ovviamente ho aggiunto il sale dopo, sale rosa dell'Himalaya, non so cosa cambia a parte il colore. E il risultato è che fa schifo. C'ho il phon. Oh, Italia, Italia, beh, no, meglio che non vedi la Sonica impiastriciata di cioccolato. Invece, oh, guarda che ingegno, guarda che ingegno. Allora, ingegno qua, no, a parte gli scherzi, guarda. Siccome mi cadeva sempre il portapiccio qua, vedi cose che gli ho messo negli angoli. Questi sono dei blocchi per la GoPro per ridurre le vibrazioni, no? Fate a caso, guarda, ci vanno incastrati giusto lì, se serve c'è anche l'anellino là da prendere col dito e tirare e li sviti, perfetto, così non cade più. Dopo cos'altro ho combinato? Vabbè, qua gli ho messo dell'antiscivolo sotto, sennò questo mi cadeva ogni volta, erano bestemmie. Poi ho preso questo bellissimo coso insalata, come si dice? Asciuga insalata, non lo so. Adesso sto rimettendo invece il Bostik a questi che stavano cedendo, quindi adesso li stacco e gli metto il Bostik. E invece nei cassetti, guarda, non che mi piaccia chissà cosa, qua è ancora temporaneo perché l'ho messo lì per schiacciargli questo, e non che mi piaccia, però almeno guarda la roba non svola, insomma, ecco, quindi è già un po' più non lo so. Vedi, questo è un momento per me molto raro, vero CP? Ciao, solitamente col CP queste cose sono rare perché allora devi stare sempre iper attento, ripeto, a me non è mai successo niente con il CP al di fuori della mia abitazione proprio perché presto sempre la massima attenzione, però cavolo, perché non si può dire cazzo, è un canale non volgare, cavolo, dare la massima attenzione a un pitbull che è un animale, insomma, ovviamente non tutti, ma il CPM in particolare, è un animale che da quando si sveglia altro non fa che cercare di far baruffa con qualcun altro o predare qualche preda, no? Perché ha anche un istinto predatorio altissimo. E ci troviamo qua che non ci sono cani, quindi è qua libera al guinzaglio, che anche perché se la mette il guinzaglio può succedere che si intorcola, si dice da noi, no? E quindi anche lì devi stare attento. E sto telefono che suona sempre, ma non riesco mai a fare un video più lungo di 2 minuti, cacchio, col telefono che suona ogni volta. E che ne qua, ho perso il filo. CP, cosa stavamo dicendo tipo un'ora fa? Allora, praticamente sì, che il CP, chi lo conosce sa che è un cane molto pericoloso, nel senso che è molto suicida, no? Quindi non sapevo se chiamarlo cane suicida o cane pericoloso, però pericoloso, insomma, prende un po' a 360 gradi la sua pericolosità verso se stesso e verso gli altri. Verso se stesso, cioè, lei spassa una macchina, gli va sotto, ma lei non gliene frega niente della macchina, perché lei di carattere, assurdo, è straconvinta proprio nel profondo, nelle viscere della sua mente, che la macchina deve fermarsi, cioè lei non si ferma manco per il cazzo, è la macchina che deve fermarsi e la macchina ovviamente la prende sotto, quindi quello da stare attenti. Qua invece siamo distanti dalle macchine, dalla strada, e si sta da Dio. Non c'è altre persone, quindi non va a rompergli le palle per mangiare. Giustamente poi la gente può anche avere paura, no? Giustamente di un pitbull che ti arriva là, non gli salta addosso, perché lei salta sempre addosso alle persone, sale nei camper, sale nelle auto. Sì, è un cane molto svangaballe, insomma, ecco, quindi però dall'altra parte non mi piace tenerla legata, tenerla chiusa, ecco, quindi sto apprezzando veramente in una maniera pazzesca questo posto, certo non al 100%, perché al 100% sarebbe attaccare la maca e fare il pisolino. Ma non puoi fare il pisolino, perché fare il pisolino significa che togli via le tue attenzioni da delle probabili cose che potrebbero arrivare, animali piuttosto che persone o bambini col pallone, e che ne sai te. CP, cioè sto praticamente parlando male di te, ma bisogna dirlo, te si una svanga coglioni.
secondo me, per me, questa è la più bella area sosta camper che ci sia, perché io nelle aree soste, come sai, ci vado o quando, vabbè, non sono da solo o quando devo lavorare, quindi ho bisogno di tranquillità e corrente continua, corrente più che altro, sai, perché se stai fermo tanti giorni allora puoi metterti il climatizzatore, puoi mettere il frigo a corrente, puoi mettere il riscaldamento a corrente, l'acqua calda a corrente, tutto a corrente con Pullman, no? E quindi il fatto che ci sia già la corrente per me è una grandissima cosa. C'è carico e scarico ovviamente, tra l'altro con un rubinetto anche qua attaccato, che con la mia prolunga dell'acqua ci arrivo tranquillamente senza muovere il camper. E poi non vorrei far l'orso, però senti, io i grilli, cioè siamo solo io e i grilli, è bellissimo. Questa sera in teoria ci saranno dei ragazzi che campeggiano in auto, che adesso si sono fermati per chiedere informazioni, adesso stanno andando a visitare non so cosa, dopo verranno a dormire qua, però vabbè, insomma, non è un problema, voglio dire. La tranquillità, per avere la tranquillità non è per forza necessario che tu sia solo e sparaflesciato in mezzo al deserto. La tranquillità la puoi raggiungere anche, in fondo, anche con altri 5 camper, dipende da chi sono i vicini, dipende le loro abitudini, cioè magari c'è quello che prende, va via alla mattina presto, torna alla sera tardi e si mette a dormire, cioè è inesistente, cioè, hai capito? C'è quello che non fa rumore, quello che non fa puzza, quello che eccetera 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 eccetera. Nel mio caso invece no, qua non ho praticamente quasi mai trovato nessuno. Cioè, beh, aspetta, ci sono stato 2 volte, ok? No, perché faccio già le statistiche su 2 volte che ci sono stato qua. Però, no, ok, tutto quello che ho detto, il campo da tennis qua che è basket, che è comodissimo, anche se non ho il pallone da basket dietro, per chiudere il CP quando si fa il bagno che deve asciugarsi, il torrente a 2 passi, non ho un sogno. Hai anche i cervi qua, quindi hai voglia di andare a fare delle foto con l'obiettivo lungo eccetera, ne hai fiori e cose per distrarti, rilassarti, fare la passeggiatina, quindi è molto molto bello. I contro, beh, giustamente ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Se proprio dobbiamo mirare all'assoluta perfezione, cosa posso dire di contro di questo posto? Allora, la strada per arrivarci no, cioè, ci sta, siamo in montagna, non è neanche difficilissima, voglio dire. Allora, il contro può essere il fatto che non c'è un distributore, più che altro che abbia GPL qui nelle vicinanze. Per carità, uno non è che deve farci un anno intero, non è che deve vivere stanziale, però vabbè, insomma, proprio bisogna guardare il pelo nell'uovo, no? E non c'è un supermercato, cioè diciamo c'è sì l'alimentari qua in paese, però sai, giustamente la varietà di roba che puoi trovare e di prezzi è chiaro che non sono gli stessi magari di un Lidl o di un Maxi eccetera eccetera, insomma, ecco, quindi sì, il supermercato, il distributore per il GPL, e non ci sono bidoni delle immondizie, per carità. Io se devo stare qua tipo una settimana così mi prendo il sacco grande, butto tutto dentro là e dopo quando è ora di andare via prendo sul sacco nero grande e me lo tengo tipo in bagno, hai capito? Quindi anche lì non vedo problemi, però insomma se proprio dovevamo puntigliare e guardare il tutto, ecco, quello sì. CP è una bella vita anche per te, perché insomma CP racconta, hai fatto tutti i bagnetti, abbiamo fatto la passeggiata, abbiamo visto i cervi, abbiamo mangiato le pappe buone, siamo qua sdraiati all'ombra, sì, senza che nessuno ci rompe le palle, a parte Toparon, vabbè, che è qua che ti sta parlando mentre te stavi dormendo e riposando, giustamente, però voglio dire, è un bel posticino, cosa dici? Ma più anche di Tramonti, perché là è tutto un via vai di macchine, hai capito? E qua no, vedi? Eh sì, qua stai libera, tranquilla, so che non ti allontani più di tanto. Bene. A volte penso a che fine metterò a sti video, cioè, perché sono tutti video improvvisati, no? Cioè che ho voglia di parlare, accendo la fotocamera e via, no? Però giustamente non avendo il copione come gli altri, che è sbagliato, nel senso
gli altri stanno facendo corretto, gli altri youtuber, perché ogni youtuber ha la sua scaletta, no? Il suo copione da recitare, no? E giustamente lì c'è un inizio, gli dai un senso, una continuazione logica e temporale alla storia e poi la conclusione, no? Hai capito? E nel mio caso io dico sempre, ma chissà come lo finirò, no? Allora praticamente io ogni volta che monto un video cerco sempre di concludere con il video dove c'è magari la, tra virgolette, battuta o la cosa più carina, più simpatica, e lì lo trancio. Difatti può essere che ci sono video da 8 minuti e video da 24, cioè perché non arriva mai il punto, no? Perché dico, cacchio, come lo finisco adesso questo video, no? E quindi anche questo probabilmente sarà una roba del genere. Thank you.